Buonasera a tutti, bisiti voi, te nuova de oie, die ed è che 9 de maio 2026, oggi è die seguitate sanno sate, finita già esta, finita sono vena e quindi che una vita, bene, tornato, dai, sanno stabile, siamo da stasera, non riesco di tornare a essere, cioè, verso a 7 mesi, una cosa gai penso che in Catadare comunque dopo viene una cosa di anche in numero non arregliono che i soldi su Telescope Einstein ma noi così adesso a coordinare le due cose e stiamo a vedere va bene andiamo da innantisi e torniamo scusa questa videata normale ecco qua e entriamo subito a baitare come si presenta Toia Saida si presenta a voi Spantolla che in questo bello oh, quadro che stiamo vedendo è Saida nostra insomma eccola qua la dimos nos accorziamo ecco no? Proprio un ispanto di avere questa ida che abbiamo la fortuna di vivere e di benestare fino a sì sono prezioso e ne è andato sposo a chi è decide di andare a fuori a chi non a chi è decide di restare eh, vabbè no, questo non succede in Donzilla bene e dobbiamo ritornare su Saravallo oie una rata mezzo cocolato vino a Sasunne che poi carchicuti Uaba vino a Sarbattolo e poi da essa schimbe in poi tornata a restare mezzo cocolato però se la deproere queste storie di Moscrasa ite non narata Crasa sole preno tutto a die 22 gradi non mi pare che a Papolesso che non si purtroppo hanno cambiato la videata e non riesco pure a vedere questa temperatura e sul telefono io che questa banda nieda bianca da chi vedete un terzo del suo quadrante non comprendo poco il motivo e comunque crasamos una die buona prodotto su tempo su. Bene, andiamo da innanzi e abbiamo appuntamento il 23 di maio a 6:30 in Piazza Pitale, saremo alle Biti, Sossinos, produzione Bocca Teatro di e con Giovanni Carroni, musiche di Mauro Mibel, con la partecipazione del tenore Mialino Pira di Biti. Quindi un bel evento, vamos il 23 a Sasotto e Mesa. Evidentemente è previsto che va fatti scuri, alle scritte lo teatrantes, lo schiacca in teatro Bigodini di Pruso, che hanno batti scuro, che giocano su a San Lucas e quindi aspettano insomma a Susera tardo ho buscato l'orario adesso ascolto che purtroppo non mi mandano e quindi non vi posso sempre pubblicare lo devo andare a cercare oggi è martedì che 9 maio da essa 8:30 a sa 1:30 veste dottor Runesu Bacchi Sveio Crasa 20 da essa 8 a sa mezzodì e mezzo dottoressa Gaviano e poi esatto Diese 21 8 14 Gaviano 22 8 20 8 da salute Montana salute 0 dottoressa Mocci bene 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 poi abbiamo un altro toccamento sanitario BT Campo Sportivo per il Burrai 29 e 30 maggio 2026 Tour della Salute Prevenzione Onte Road di questo pure non mi hanno dato nulla quindi l'avevo buscato su Stile del Carletto la SL di Nuoro organizza le giornate multiscreening dal 14 maggio al 7 luglio 2026 partecipa anche tu in una delle 24 tappe ITH screening della mammella allora scusate rivolto a donne da 50 a 69 anni prevede l'esecuzione di una mammografia ogni 2 anni
Screening della cervice uterina rivolto a donne da 25 a 64 anni, prevede l'esecuzione di un pap test ogni 3 anni. Screening del colon retto rivolta a uomini e donne tra i 50 e i 69 anni, prevede la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni 2 anni. È importante sapere che gli esami sono gratuiti e non è necessario l'impegnativo del medico curante. La diagnosi precoce consente trattamenti meno invasivi e maggiori possibilità di guarigione. I risultati saranno comunicati dal centro screening. Per lo screening mammografico occorre portare eventuali mammografie precedenti. Pisemos un bello servizio, questo, peccato che non mi ha parlato, la locandina che si lega a mezzo, ma vabbè, non raccontentiamo. Poi abbiamo un altro appuntamento il 29 di maggio su Agriturismo Ertila, in un beveni presentato sul libro di Roberto De Rio, Il Principe della Repubblica, protagonisti e dinamiche della democrazia in Italia. A lo presentare a essere Anthony Muroni e Luciano Pila, Anthony Muroni, giornalista da Bardura, insomma, e Luciano Pila, se poi conclude l'autore, Il Principe della Repubblica. Abbonamento poi che a chi un po' subatori che della Ampata ha organizzato una die in Tepilora, che ne particolarità posso spizzarlo. Poi a fine mese abbiamo il torneo de pallone pro categoria spulcini primi calci, esordienti piccoli amici, poi appena si arriva a locandina definitiva bollapo a narre sposo a notito, insomma. Bene, colamo la sala segna stampa, entriamo in Unione Sarda, aerei, le spine della continuità all'Italia, narrata riprotetti i passeggeri di un volo con appena 7 posti occupati. Qualche volo per Milano cancellato, posti in continuità territoriale in alcuni giorni introvabili. Le spine della continuità territoriale spingono i sindacati ad alzare ancora la voce. Aeritalia, abbiamo cancellato un volo il 17 maggio che aveva 7 passeggeri e riprotetti 40 minuti dopo. Traghetti per la Maddalena, difficile, molto difficile, anteprima della stagione turistica. Via le misure superflue, regione, la manovra da 750 milioni di Moscaleson, poi questa è la misura superflua. Assistenza territoriale, la protesta dei medici, mobilitazione contro la riforma. Poi abbiamo un articolo di fondo che Delegri, insomma, che conta bene la storia, conta desde de Salvatore Cubedo, non tradire la Sardegna. La Presidente Alessandra Torre ha partecipato la scorsa settimana alla riunione del Consiglio dei Ministri che discuteva della questione energetica. Per la prima volta nella storia dell'autonomia rivendica soddisfatta, lieta per un discorso ancora aperto con la firma di Massa alla Pratobello, purtroppo da lei non rispettata, rappresenta finora il dato politico più significativo di questa legislatura. Istituzioni e popolo sardo, un perenne confronto tra di loro e con lo Stato. Non tradire la Sardegna è il titolo di un intervento uscito il 16 giugno 1955 sull'Unione Sarda di Luigi Battista Pugioni, avvocato in Sassari e già primo segretario del PISDAS nell'immediato dopoguerra, che commentava il primo drammatico scontro istituzionale tra la Sardegna e il governo italiano, per i silenzi sul piano di rinascita, ma non solo, nelle persone di Alfredo Corrias e di Mario Scelba. Cioè, la storia di Corrias è veramente da conoscere, che è stata una reazione, posso fatto che non haya risposta alla sviluppo del suo piano di rinascita.
l'articolo nel modo di schial cubedo è un pacchetto a brinco, quindi non forse non la posso manco bene io, ma comunque di storia scusta che Alfredo Corrias, presidente della regione Sarda, è scontrato che il ministro Scelba su questa questione del suo piano di rinascita. E questo scontro è arrivato fino a costringere la Corrias a intervenire in Radio Sardegna, in una protesta metta severa, minacciando proprio il scontro che si è stato al limite dell'indipendentismo, insomma. E questa trasmissione non è stata mai mandata in onda. Fu così grave che Corrias nel 1900 si dimise da presidente della regione, da consigliere regionale, da democristiano, lasciando il seguente messaggio al Consiglio regionale l'8 giugno 1955. Intendo attribuire alle mie dimissioni solo un preciso significato di virile, solenne responsabilità, sdegnata protesta contro il pervicace disconoscimento dei diritti delle rivendicazioni storiche della Sardegna da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. Poi lo vediamo che satera pagina, eccola bella, vediamo Ginocche, proseguiva contro l'ostinato sottrarsi agli impegni costituzionali espressamente sanciti ed esplicitamente riconosciuti, contro l'odiosa e inaccettabile discriminazione degli interventi statali ai continui danni della Sardegna, contro la deplorevole leggerezza di governanti che non disdegnano di assumere atteggiamenti arbitrari capaci di sollevare la generale indignazione per sostenere tesi in contrasto con norme e proposte di legge che promanano dalla loro stessa iniziativa, contro la non meno deplorevole azione di chi rinuncia a porre la tutela delle rivendicazioni della Sardegna in termini di affermazioni di diritti per ridurla in termini di favore personale, contro l'incosciente azione sabotatrice di chi considera il mandato elettorale in funzione esclusiva del soddisfacimento di personali interessi, per nulla preoccupato del danno ricadente sulla generalità. Sento di parlare in nome di un popolo che potrà giungere ai limiti dell'umana sopportazione, ma che non potrà mai essere piegato per viltà. Lo sappiano coloro che sono stati sordi agli angosciosi richiami ad assumersi le loro responsabilità. La fierezza della scelta e l'evidenza delle motivazioni contenute nelle dimissioni di Corrias suscitano profonda impressione anche fuori dalla Sardegna e costringono il governo a difendersi attraverso una pubblica risposta del Presidente del Consiglio Scelba, che provocano l'intervento del segretario della DC Amintore Fanfani, che commissaria la DC sarda con l'amico Alfredo Corrias, Luigi Crespellani, commissaria la DC con l'amico Alfredo Corrias, viene su appunto Caite de DC, e lo commissariano Luigi Crespellani, ma l'avvocato oristanese resterà irremovibile nelle dimissioni, nonostante il voto unanime del Consiglio per respingerle. L'insistenza di una delegazione dello stesso presso la sua casa di Oristano ed il pubblico intervento di Fanfani nei confronti di Silvio Gava, ministro del Tesoro. Vorrei che tu usassi per la Sardegna almeno un quarto della generosità usata per le altre regioni, l'ha nato Fanfani a Gava. Insomma, il riscontro però che non è stato contato tutto, che io visto che Corriera poi ha fatto una registrazione in radio Sardegna
e questa registrazione non è andata mai in onda. E comunque conosco questa storia e dopo viene sul documento su chi la dimostra. Vabbè, Bosà potrà teso troppo, ma sicuramente la storia è stata base del suo essere, del suo esistere, e incanto sardos debemos esistere e esistimos, siamo un'istoria, se non abbiamo un'istoria non che vola su vento e non spica attaccata all'occhio. Bene, andiamo da innanzi per un cambio brincato, la prima pagina del Sa Nuova, Turismo 2026 sarà un'estate di vacanze, last minute. Colpa della guerra, soggiorni più brevi, la fascia media non vuole rischiare. Porto Torre sfida sul futuro della città, elezioni, programmi e la visione dei 4 candidati alla guida del comune. Poi noi che abbiamo un canto di storia, vita di Maria Josefa Pimentel, la principessa di Anglona. La nobile inventò il principato sardo. Chi l'avrebbe detto? L'Anglona si scopre terra di principi e principesse, anzi di una sola, Maria Josefa Alonso Pimentel, duchessa di Benavente. Lei nel 1767 ottenne anche il titolo di principessa di Anglona e diede inizio alla storia del piccolo principato sardo che durò fino al 1900. Noi che abbiamo la scoperta, i bronzetti riscrivono la storia, l'isola centro della metallurgia. Altro che è morto il Degana. Come siamo morto il Degana? Andiamo da innanzi, andiamo giù da provincia di Nuoro, elezioni amministrative a Posada, 3 liste in corsa. Ruiu tenta il bis. E andiamo alla cronaca regionale, case di comunità, i medici di base contro la riforma Unione Sarda, mobilitazione nazionale e sciopero nel mirino di orari, gli orari da rispettare, cioè dalle scritte. È stata questa riforma chi narra di utilizzare sul macchinario fino alle ore 22, insomma, di anche travagliare in certi orari pure sul dottore e pare che non fanno bene a sul dottore, specialmente cardiologia, Abruzzo, intervento ad alta complessità, eseguito dall'equipe guidata da Angelica Rossi su un paziente di 67 anni. Per oltre 12 anni aveva convissuto con il suo dolore toracico, da sforzo che veniva attribuito ad ansia e reflusso gastrico. Poi, qualche settimana fa, l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Carbonia per una sindrome coronarica acuta, dolore intenso al petto, alterazione dell'elettrocardiogramma, il timore di un infarto. Dietro quei sintomi si nascondeva invece una patologia rara e complessa, una fistola coronarica gigante, una anomalia congenita che crea una comunicazione anomala tra le arterie coronarie e l'arteria polmonare, alterando il normale afflusso di sangue al cuore e provocando ischemia miocardia. La paziente, una donna di 67 anni, è stata immediatamente trasferita all'Arnas Abruzzo, dove il 7 maggio scorso è stata sottoposta ad un intervento mini-invasivo ad alta complessità, eseguito senza necessità di aprire il torace e senza anestesia generale. Complimenti, bravo veramente, no? Che a chi vuol tutto può salvare una persona e poi in guerra ne uccidimolo, non si dire uno trabello e non solo in guerra, ma in Iran come sono impiccanne, questo giovane che si sono ribellato, hanno impiccato già una 30 chimbe 40, insomma, e sono sicchine a impiccare, non si dire. Manovra, troppi interventi superflui, su Unione Sarda, giovedì la variazione in commissione bilancio, Solinas M5 Stelle, è importante lavorare in fretta e bene,
il centrodestra chiederemo di tagliarli, c'è poco per lo sviluppo della Sardegna. No, vabbè, mica la ghetta andare palincontro. Province, legge sull'elezione diretta. Oggi la seduta saltata una settimana fa per le assenze. Pensate che già ne sono preoccupato. L'aula ci riprova. Una settimana fa la seduta non è nemmeno cominciata perché il numero legale è mancato 2 volte. Venerdì è arrivato il monito del Presidente dell'Assemblea Piero Comandini. Quello che è successo è inaccettabile. Invito a una maggiore presenza anche agli assessori, soprattutto quando si discutono le mozioni di loro competenza. Manco corvo. Siamo sempre su Unione, l'isola investe sulle aziende biologiche. Agricoltura, da sabato al 31 maggio, convegni e dibattiti per la seconda edizione del Biofestival. La superficie utilizzata, censita dalla Ore, è aumentata del 5,2% in un anno. Cioè, questo per andare a spuntare su questo prodotto di nicchia, però puntare su questa qualità. L'ultimo report sulla filiera regionale dell'agenzia Laure parla di 2.720 aziende in biologico in Sardegna nel 2024, con una crescita della superficie agricola utilizzata del 5,2% rispetto al 2023. Una buona nova. Cavalcata sarda, pienone di turisti, è finita, un grande successo. Il sindaco pensa a sanzioni più aspre per i commercianti che non rispettano le regole. L'assessora Puggioni, gran risposta di pubblico, servizi da migliorare. Non comprendo qual è il problema del custoso commerciante. Il comune, in quest'ambito l'amministrazione comunale ha stigmatizzato il comportamento di alcuni commercianti a cui erano stati assegnati gli stalli, responsabilità di aver smontato gli espositori con molto ritardo, impedendo il lavoro di pulizia programmato dal settore ambiente. L'assessore è già all'opera insieme alla struttura amministrativa, dichiara il sindaco Giuseppe Mascia, per far sì che il sistema sanzionatorio sia più incisivo, che le multe costituiscano un deterrente nei confronti di chi pensa di poter eludere le regole. Cioè, praticamente era un cane attirato loro stand e quindi hanno dato anneo sul traffico. Andiamo da innanzi, siamo in Nuova Sardegna. Breast Unit, un modello innovativo, interventi a 30 giorni dalla diagnosi. Siamo all'anno del tumore al mammario, insomma. Il direttore Fancello, nel 2025 sono state operate oltre 500 donne, il 25% in più. Oltre 500 donne con patologie mammarie operate, di cui 330 per tumori maligni, un incremento di interventi chirurgici del 25% rispetto al 2024. Sono solo alcuni dei numeri della Breast Unit dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, nata ufficialmente nel 2023 e diretta dal professor Alessandro Fancello, che è anche referente regionale per la Sardegna di Seno Network, la rete che riunisce in tutta Italia i centri di senologia dedicati alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del tumore al seno. Complimenti. Restiamo in Sanuova, provvedere re alberghi, estate incerta, prenotazioni last minute, sull'ultimo minuto, e turisti super prudenti. Manca l'assessora narrata, siamo partiti bene ma la guerra ha cambiato tutto. Soggiorni più brevi, si spende meno,
e opzioni rimborsabili, cioè non pone su opzione rimborsabile, essa sulla pubblicità dell'albergo o bed and breakfast non vi prenotano in cue. Bed and breakfast devi dare il recesso gratis, altrimenti le stanze restano vuote. Battelli, chi viaggia vuole garanzie, chi rischia è l'affittacamere. Giustamente, insomma. Se gli hotel tradizionali devono fare i conti con l'incognita del sottodata, il pianeta extra-alberghiero sardo fatto di bed and breakfast, case vacanze, seconde case, risponde scommettendo sul fattore rischio. I dati aggiornati a pochissimi giorni fa parlano chiaro e portano una ventata di ossigeno. Le prenotazioni in Sardegna tengono e anzi segnano un incoraggiante più 4% e 5% per i mesi caldi di luglio e agosto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un mezzo miracolo se si considera il bollettino di guerra della geopolitica mondiale. Ma c'è un enorme punto interrogativo. È un pieno con il paracadute. Chi prenota oggi per dormire in un bed and breakfast o in una villa sul litorale isolano lo fa ad una sola inderogabile condizione: poter disdire tutto all'ultimo secondo senza rimetterci un euro. Di non veste l'accesso gratuito e non vi prenotano. Nuova Sardegna, Israele blocca la flottilla a Cipro, 14 gli italiani fermati. Proposta di pace dell'Iran agli USA, ma per Trump ancora non basta. Sì. In tanti no, che 10 anni senza Marco Pannella, una eredità radicale. Marco Pannella ti lascia frascato la sigaretta. E inocchiamo una bella nova. I Bronzetti riscrivono la storia dell'isola. Fu centro strategico della metallurgia. Uno studio internazionale svela il ruolo di una Sardegna cruciale nelle rotte di scambio. E meno male che qualcuno non ha attacchi timiamo su mare e che non naviga iamo. Chi mus povero pastoredos che in due servecchese de murghere. E invece accanto parte gaino ini poi questo due pastoredos che a chi hanno bronzetto in un rappresentano una navicella e no ervecchese nara mitue come ti conciliabile ma cussa iti sa si immagina che devono usare noi de noi matessi vina sei stato del Monte Prama secondo l'archeologia ufficiale lo hanno fatto al batto turista al greco che sono bene tosai no che e non siano i teachere perché con la Rio Tempore hanno fatto la statua del Monte Prama. Questa è questa teoria. La Sardegna nuragica non era una periferia del Mediterraneo, ma un nodo centrale di commerci, miniere e metallurgia. E quanto emerge da una nuova ricerca internazionale che ha analizzato 48 bronzetti nuragici e 3 lingotti di rame provenienti dai santuari di Santa Vittoria di Serri, Sumonte di Sorradile, Albini di Tetti e da un sito non identificato. L'indagine il GOI. Gli studiosi hanno utilizzato tecniche molto avanzate di archeometallurgia, combinando analisi chimiche e isotopi che su rame, piombo, stagno e persino osmio. Il risultato è una delle indagini più complete mai realizzate sui celebri bronzetti sardi, le piccole statue votive che raffigurano guerrieri, offerenti, guerrieri animali e imbarcazioni. La scoperta principale riguarda l'origine del rame. Secondo lo studio, gli artigiani nuragici usavano soprattutto rame proveniente dal sud-ovest della Sardegna, nell'area mineraria dell'Ingrediente Sulcis, con la miniera di Sa Duchessa indicata come la fonte più probabile, ma non solo,
Parte del metallo arrivava anche dalla penisola iberica, probabilmente dalle miniere della Valle Alcudia e del distretto di Linares nell'attuale Spagna. Ma non solo, dalle altre cose che adesso, stagno, poi vediamo un po' il stagno da non arrivata, stagno importato. Gli studiosi hanno anche escluso che i nuraghi utilizzassero lo stagno estratto in Sardegna, cabine a Pacu. Le firme isotopiche dello stagno presente nei bronzetti, capoacche su rame, sul bronzo bisogna mischiare il stagno e ramene, non coincidono infatti con quelle dei giacimenti sardi. Lo stagno sarebbe quindi stato importato dall'esterno, probabilmente ancora dalla penisola iberica, lungo le stesse rotte marittime percorse dal rame. Un altro dato importante riguarda il celebre rame cipriota, diffuso nel Mediterraneo dell'età del bronzo attraverso i grandi lingotti a pelle di bue. Nonostante questi lingotti siano stati trovati in Sardegna, lo studio conclude che il loro rame non veniva impiegato per realizzare i bronzetti analizzati. Cioè, praticamente questo stagno cipriota, cioè rame cipriota, bronzo cipriota, non si è stato utilizzato, ma è stato utilizzato su ramene e atu in Sardegna matessi. A me risulta però che viaggia a metà pusa al largo, addirittura sono arrivato in Inghilterra, in Scozia, a andare a veritate poche piccare su ramene, e non solo, ma vinasai su Corno d'Africa, su Madagascar, e sa zona su rivo che si narra fiume Limpopo, che pare che abbia pure risalito un po' 200 chilometri. Vabbè, comunque, sono cose da studiare. Maldive, riunione sarda, trovati i corpi dei 4 sub, intrappolati a oltre 60 metri di profondità, poteschi. Recupero tecnicamente impegnativo, come se anche abbassare a 60 metri di profondità. Nelle Maldive l'autorizzazione è viene da 30 metri. Nuova Sardegna, caro carburante, tira il camion verso lo stop. Venerdì scade il taglio delle accise, senza proroga diesel e benzina alle stelle. Camionista, chiaramente, non ve l'ha che più. 4 giorni per decidere sul taglio delle accise e scongiurare una nuova impennata dei prezzi. Venerdì 22 maggio scade infatti il terzo taglio disposto dal governo. Senza una proroga il diesel potrebbe schizzare fino a 2,20 € al litro, mentre la benzina supererebbe rapidamente la soglia dei 2 euro. Uno scenario che Palazzo Chigi vuole evitare, ma sul tavolo resta il nodo delle coperture, cioè non basta dai non beccare sui nari. Stiamo in politica internazionale, Israele blocca la flottilla a Cipro, poteschi. Cioè viene in abba internazionale, ma viene in abba appartenente a un altro di Stato, Cipro. 14 gli italiani fermati. Il caso: il ministro Tajani devono essere rilasciati immediatamente, e se no, proposta di pace dell'Iran agli USA, ma per Trump ancora non basta. Questo però l'abbiamo già visto dell'articolo e quindi andiamo da innanzi. Italiani fermati. Trump: ho sospeso l'attacco all'Iran in corso colloqui seri, ma un'iscusa che Riata può cambiare idea. San Diego, attentatori di 17 e 19 anni, strage nel centro islamico, almeno 5 morti. San Diego, la polizia di San Diego è intervenuta nel quartiere di Claremont dopo una sparatoria avvenuta nel principale centro islamico della città. Il bilancio dell'attacco è di 5 morti, compresi i 2 presunti attentatori. Bene, che in questo terminiamo questa novela di oggi, sul prestante dimmo spero chi ha salutato e li troviamo soprattutto nella Canai. Buona giornata.
scuso Annina Carai. E a tutti los che sono ascoltando questa edizione di Itte Novas. Quindi dimos così, bilacchiamo a dare la diretta dessa girata da essa nossata, oggi vabbè, state l'impegno, quindi ho sono stati, lo devo decidere. A mezzo venerdì e buona a tutti da parte del Vizi TV. Addio e mezzo a classe.